Bentrovati amici di Radio Veneto 1 e anche del nostro portale veneto1.it, nuovo appuntamento con Veneto 1 Classica, quest'oggi anche in versione video. E allora insomma sentite già al pianoforte qui accanto a me, come sempre, il nostro cicerone nel mondo della musica classica, il maestro Giorgio Sini. Che saluto maestro, scusi se la disturbo. No, caro Emanuele, non mi disturbi affatto, anzi stavo suonando un bel brano di Frédéric Chopin, era il famoso notturno opera 9 numero 2 in mi bemolle, ed è una puntata anche questa un po' particolare, no? Tocchiamo sempre argomenti della musica classica, legati anche alla natura come fonte di ispirazione, sai, anche pensare a volte dove può essere nata la musica. Questo è un bel quesito che immagino non tutti ancora sappiano dare una risposta. Insomma, in questo nostro appuntamento infatti volevamo parlare un po' dell'espressione musicale in senso lato. Ovviamente ci baseremo molto sulle composizioni per pianoforte, visto che abbiamo anche a disposizione un pianista del calibro del maestro Giorgio Sini, e appunto in questo appuntamento suoneremo anche qualche brano, alcuni live e altri magari sentiremo anche dal CD Ghost on My Piano, appunto del maestro Sini. Allora, partiamo dal quesito che ha fatto appena anche ai nostri ascoltatori da casa. Dove è nata la musica? Qual è stato un po' il là, come si usa Caro dire? Emanuele, No? ottima domanda, e non è facile dare una risposta, in effetti. È come dire dove è nato l'universo, dove siamo nati. Possiamo partire da qualche punto, no? All'inizio del Big Bang. Avevamo parlato anche nelle precedenti puntate, quel momento di quell'esplosione che poi ha creato, oltre insomma ai pianeti e alla vita, anche una vibrazione, e in qualche modo una vibrazione sonora. Io credo e penso che continua ancora. Proprio l'onda lunga continua. Sì, proviamo ad ascoltare un attimo, stiamo un po' in silenzio, vedere se riusciamo a percepirla, questa grande esplosione. Secondo gli scienziati sembrerebbe che si possa anche addirittura sentirla, e l'hanno forse anche registrata. Io la immagino così, in maniera un po' empirica, caro Emanuele, non so. Questa grande onda, possiamo immaginare questa gigantesca esplosione. Pazzesco. Bene, ma poi dove è nata invece poi la musica? Probabilmente, io credo che sia il momento in cui, facendo sicuramente qualche salto di miliardi di anni, in cui è nata qualche prima forma di vita, no? Dal mare, per esempio. Qualche dal mare comunicavano, si sa, con la luce, no? Con le luci, eccetera, no? C'erano queste forme strane di animali del mare. Però anche poi, perché erano i primi suoni per esprimersi. Quindi, insomma, probabilmente le prime forme espressive e quindi anche di suono erano appunto per comunicare i segnali di pericolo, ad esempio, e poi andando avanti stiamo con i canti degli uccelli, eccetera. Però venendo un attimo un poco ancora più in là, penso che la musica sia nata realmente, forse, quando sono nati i sentimenti. Possiamo dire così? Qui si entra un po' nell'ambito. Entriamo anche, nell'amore. Esatto, nell'amore, nell'ambito anche psicologico in qualche modo, insomma. E quindi il comunicare, l'anima che parla tramite non solo le parole, ma anche tramite i gesti come quelli. Assolutamente sì, ma certo, insomma, i sentimenti sono naturalmente quelle emozioni che abbiamo, bellissime, che sono appunto anche percepite quando abbiamo il sentimento dell'amore, eccetera. Ma ci sono varie manifestazioni umane, no? Possono essere anche quelle della rabbia. E allora sicuramente qua viene in mente Beethoven, no? Nel suo do minore. Questa tonalità che senti molto bella carica. Ecco, si capisce che non è innamorato in questo momento. No, in questo momento no, sicuramente no. Però magari era innamorato quando Beethoven ha scritto il famoso Chiaro di Luna, no? Conosciamo.
qui sentiamo questi rintocchi. Ci sono questi intocchi che richiamano a un'immagine, no? Probabilmente la sua amata immortale, che Beethoven sempre poi nella sua vita rincorso a questo grande amore, che purtroppo poi, poverino, sappiamo non ha mai avuto. E a proposito dei grandi pezzi d'amore, dei brani per antonomasia che hanno simboleggiato questo grande sentimento, insomma, i notturni di Frédéric Chopin, abbiamo sentito accennare il numero 2, opera 9, proprio all'inizio di questa trasmissione, altro brano molto richiesto, oltre al notturno numero 2, anche il notturno numero 1, insomma, quei brani che danno quell'impulso, quel sentimento, quella vibrazione, quella di cui si diceva prima, no? Che stimola le corde dell'anima. Bravo caro Emanuele, sì, effettivamente le tue parole sono intense e piene di significato e rispecchiano in effetti poi questa espressione tutta chopiniana della vibrazione, come dicevi, anche d'amore. E i notturni sono una rappresentazione veramente di grande livello, sia di stile naturalmente e anche di forma, perché Chopin è inconfondibile, basta sentire 2 battute e già c'è la sua firma. Ed è questa la caratteristica di un grande musicista. Ecco, l'abbiamo già spiegato all'interno delle molte puntate che abbiamo già fatto di Veneto 1 Classica, ma ripetiamolo. Notturni perché? Perché li scriveva di notte? Qualcuno si chiederà. Notturno vabbè, è una forma musicale, anche Mozart ha scritto delle serenate che poi sono trasformate poi in notturni, eccetera. Beh, diciamo che il notturno è anche, come dicevamo prima, un momento di rappresentazione anche di una melodia particolare che sicuramente poi è dedicata, come quasi tutti i notturni Chopin, a questa espressione che dicevamo prima, è l'amore. Quindi Chopin ne ha scritti anche parecchie. Tra l'altro un piccolo appunto, quasi l'80%, se non il 90%, delle dediche chopiniane erano dedicate alle contesse e contessine. Quindi già questo, insomma, dice lunga. Della passione per il gentil sesso, anche se non ha avuto grandissime fortune in campo amoroso Chopin, anche se comunque, insomma, ha avuto comunque una storia importante, insomma, quella più importante che l'ha accompagnato poi sino alla morte, purtroppo, con George Sand. Con George Sand, che è stata sicuramente una donna, era una famosa scrittrice, un po' particolare perché era una donna esuberante. Chopin sappiamo che aveva un'anima molto nobile, ma anche era un po' timido, aveva un pochettino, diciamo, riservato così, mentre George Sand era una donna nella società molto, molto attiva. Sappiamo che è stata anche la prima donna che ha portato i pantaloni, quindi allora fece scandalo. Per l'epoca sicuramente era una cosa un po' inusuale, almeno. Fu uno scandalo. Ma George Sand, ecco, nell'ultimo periodo chopiniano, quando poi vissero anche insieme nei periodi di vacanza a Maiorca, nell'isola, ecco, in quel periodo Chopin aveva i primi sintomi della malattia che poi lo portò alla morte, ma sembra che George Sand non gli sia stato veramente vicino, anzi l'abbia quasi poi piano piano abbandonato. E questo è un po' triste. Ecco che Chopin poi ha scritto questi brani. Allora, abbiamo parlato tanto, abbiamo accennato al notturno numero 1, opera 9 in si bemolle minore, che allora andiamo ad ascoltare, sia per gli amici che ci stanno ascoltando sui 97.5 di Radio Veneto 1, ma anche per quelli che hanno la fortuna, o anche chi ci sta ascoltando in radio può andare su veneto1.it anche domani e vedere le immagini e l'esecuzione al pianoforte del maestro Giorgio Ossini di questo notturno numero 1, opera 9 in si bemolle minore di Frédéric Chopin. Buon ascolto.
L'applauso ovviamente lo faccio solo io, visto che siamo Grazie, in due qui negli studi, per questo Però insomma un applauso sentito, sì. Uno ma di uno ma di forza. grande valore. Di grande valore per questo notturno numero 1, opera 9 in si bemolle minore di Frédéric Chopin. La difficoltà, lo diciamo anche per chi ci ascolta e per chi ci vede da casa, ovviamente suonarla live non è mai semplice, immagino, per un pianista. Adesso Sì. faccio questa domanda che Sì. esula un attimo dalla puntata. Qual è la difficoltà maggiore per un pianista in un concerto dal vivo, ad esempio? Ma sicuramente una prerogativa importante è quella della concentrazione. Allora, il sentimento è fondamentale, naturalmente, perché il sentimento insomma, apre le porte al capire il brano che stiamo suonando e a capire anche il musicista. Però, naturalmente, sappiamo che se l'esecutore si lascia prendere dal sentimento, può sfuggire il controllo anche del mezzo e della tecnica. Sì, è una domanda molto interessante questa. Quindi sentimento, ma anche ragione. Ma ragione, assolutamente sì, è sicuro. Anche perché dobbiamo avere un equilibrio tra l'articolazione, ad esempio, parliamo di quello tecnico, del dito stesso, del controllo della memoria anche delle note, perché pensate che ogni nota deve avere il suo peso. Ad esempio, in questo notturno, il tema si do re la rida che sentiamo, ecco, non è che io lo suono solamente o l'esecutore lo suona meccanicamente nota per nota, e cioè ripeto, tutto come uguale, fosse una tastiera, insomma, dei esatto, ragazzini, insomma. per cui cerco di dosare, iniziando magari lentamente, piano, e apro questa finestra è come può dare poi una carezza d'amore, si fa con sentimento, se no altrimenti rischiamo di dare magari una sberla. Sì, per il troppo ardore, Per magari troppo ardore. tanto amore, ma ovviamente Ma ho un piccolo appunto, ad esempio, a proposito ecco, della cos'è il breviario del buon pianista? Questo è il breviario del buon pianista, difatti. Qua ci sono tutte le regolette di molti anche vero, didatti noti. Ecco, infatti dice, questo è interessante, l'esagerazione del sentimento è come una caricatura. Siete semplici e veri, così solamente voi farete vibrare i cuori. Quindi siate semplici e veri. Questa è bellissima. E questo l'ha scritto Eichmann Dummer, in questo suo scritto sulla questo saggio, ovviamente, sì. sull'essere. Questa è un'altra cosa molto interessante invece di Marmontel, che dice: il sentimentalismo distrugge il vero sentimento. È interessante, no? A volte forse magari decantarsi troppo, come ad esempio sono alcune esecuzioni dei notturni di Chopin dove invece sono un po' troppo forzati. Ora, per non essere troppo noioso, però vorrei fare un piccolo esempio. Se io ora esagero questa frase, no? La voglio fare troppo interpretata, si snatura probabilmente anche ecco, il ritmo che veniva poi segnato anche sugli spartiti, immagino, no? Dai compositori. Bravo. Assolutamente sì, i compositori scrivono sia il numero di metronomo che va più o meno seguito, e naturalmente anche tutte le dinamiche scritte piano, fortissimo, crescendo, con anima, con fuoco. Che anche lì, insomma, non sono. Dobbiamo stare attenti, c'è qualche pianista si è incendiato in esecuzione. Quindi, naturalmente, l'interpretazione di questi, questi simboli è molto importante e bisogna appunto interpretarli con un certo equilibrio, rispettando naturalmente anche lo stile e il tempo. Sappiamo che, per esempio, nell'epoca classica, di cui insomma un grande esempio è stato Beethoven, ecco, la forma musicale come la sonata era molto statuaria, possiamo dire così, molto c'era proprio rigore, c'era molto rigore da tedesco, era, esatto. Beethoven. Sappiamo l'adagio, ad esempio, della sonata opera 13, la patetica, il secondo tempo, il famoso adagio questo. Eccetera. Senti, il sentimento, si può dire che
comunque il sentimento non ha epoca, non ha, però lo stile naturalmente è molto formale, e qui il pianista doveva curare molto la melodia, qui la parte superiore, naturalmente il canto, però rimanere molto nel ritmo, non E quindi cedere troppo. ligio proprio Sì, non possiamo interpretare assolutamente alla Chopin, viene una caricatura, eccetera, sembra un pochettino caricato troppo. Ecco, un altro grande pianista viene dopo Chopin un po' nella storia della musica, e so che è stato uno degli idoli, posso usare anche questo termine, del maestro Giorgio Sini bambino. Sicuramente un punto di riferimento è stato Franz Liszt. Ma sicuramente un punto di riferimento, sì, da Beethoven naturalmente, poi Chopin, ma Franz Liszt ha dato un po', diciamo, il virtuosismo al pianoforte, no? Sappiamo che lui era il mago delle ottave. Le ottave sono quella, diciamo, raddoppio della nota, do, re, portata da entrambi le mani. E lì, insomma, nasce anche un po' il funambolismo. Ovvio che a quell'epoca, a cavallo appunto tra il 1850 e 60 eccetera, c'era il boom del concertismo, del pianista anche idolo un po', quindi erano le rockstar di le una rockstar volta. di quell'epoca, quindi facevano anche degli spettacoli. Ovvio che questi brani, soprattutto quelli di Liszt, sono sicuramente un pochettino, anche un po' troppo, no? Funambolici, a volte un po' fini a se stessi, alcune cose. Però, insomma, per esempio nella sonata in si minore di Franz Liszt lì raggiunge delle vette meravigliose, altissime. Però devo dirti che in effetti, tornando al mare, tornando quindi all'inizio dove probabilmente sta la culla della vita, no? Al mare, questo il brodo primordiale, dico, certo. dove sono nate tante le cose, prime forme di vita, sicuramente. però facendo un po' un salto fantasioso, perché fantasia i musicisti ne hanno tante. Fantasioso, si è cristallizzata, pensate, Venezia è nata dal mare, cioè, veramente questi veneziani che hanno costruito come palafitte così, è una creatura meravigliosa, e da Venezia è nato Vivaldi, e poi sono nate tutte le altre creature che sono i pianisti, no? Il conservatorio di Venezia, il Benedetto Marcello, che poi ho frequentato e ricordo allora i famosi carnevali veneziani, queste bellissime feste che appunto sappiamo che appunto è il carnevale, e quindi percalli, campielli, maschere, eccetera. Ecco, ricordo poi un giorno di carnevale che marinai da scuola assieme a un caro amico. Cosa da non fare, lo diciamo subito ai nostri. Ecco, anche se quella volta poi fu fortunato, insomma, questo non andare a seguire la lezione, perché esatto, Maestro Sini fu ispirato per scrivere un brano che tra poco ascolteremo. Benissimo, sì, difatti avevo 12 anni circa così, e uscendo dal conservatorio in questo marasma di gente carnevalesca, così tutti vestiti con le maschere, mi sembrava di aver visto Franz Liszt, aveva questa come si chiamano queste mantelle che avevano, sì, poi uno scialle, una zimarra, capelli lunghi, alto, e io dissi: guarda, anche quello lì è Franz Liszt. Il mio caro compagno mi dice: Giorgio, no, sei matto, insomma, Liszt è morto nel 1886, per cui non può essere. No, ma sono sicuro. Insomma, mi era rimasta talmente viva quella figura, che probabilmente era un uomo, magari vestito anche da carnevale, era vestito da Franz Liszt, andava molto di moda negli anni '80. Liszt aveva questi capelli lunghi, no? Lunghissimi, anche questo aveva i capelli lunghi, e portava spesso, specialmente negli ultimi anni, perché aveva preso la tonaca, poi Liszt, no? Voleva diventare abate, eccetera. E per cui somigliava alla figura di Franz Liszt. Bene, io a quell'epoca naturalmente non potevo eseguire ancora pezzi di Franz Liszt, perché insomma sono difficili, anche a livello virtuosistico. Vabbè, avevo scritto questo brano che si intitola appunto Valzer Fantastico numero 1, dedicato a Franz Liszt, e sullo stile di Liszt, insomma. Quindi allora, possiamo sentire. Lo ascoltiamo sia per gli amici da casa, e ricordiamo anche per chi ci può vedere su veneto1.it. Valzer Fantastico numero 1, maestro Giorgio Sini.
Il solito grande applauso di cuore, ovviamente, per Molto... questa esecuzione del valzer fantastico numero 1, che poi anche per i nostri amici, magari fosse anche voglioso di ascoltare i brani del maestro Ossini, sono contenuti in The Ghost of My Piano, appunto, che è il lavoro del maestro Giorgio Ossini, che già ci ha anticipato la scorsa settimana, proprio qui a Veneto 1 Classica. È pronto il secondo lavoro, quindi da settembre insomma ci saranno delle novità discografiche anche per il maestro Ossini. Sai, Ghost of My Piano, fantasmi probabilmente sul mio piano. Quindi anime più che fantasmi, sono delle anime, perché, sì, insomma, fantasmi fa un po' paura, magari c'è qualche bambino che ci ascolta. Ma dico che i musicisti appunto sono visionari, no? Quindi i fantasmi li continuo a vedere, però come dicevi giustamente tu, parliamo, ecco, di anime e di esperienze vissute, e questa sempre vibrazione, no? Che viene da lontano, queste sensazioni che entrano attraverso anche la nostra vista, le immagini e i sentimenti, si trasformano, ripeto, in vibrazioni anche poi sonore, e il compositore, il musicista, poi le deposita E le traduce, come, e le no? traduce sì, nelle forme musicali e nelle tastiere, no? Direi che poi il pianoforte, diciamo, dicono che sia, però ecco, questo, il re degli strumenti. E qui non vorrei poi andare a discapito invece del violinista. Lo diciamo a bassa voce, senza in realtà non è il re degli strumenti, un violoncellista o esatto, no, diciamo che il re degli strumenti, diciamo che il compositore usa la tastiera perché naturalmente ha la vastità delle 88 note, ecco, e riesce anche poi a formulare le varie armonie per costruire poi anche le sinfonie. Quindi direi che tutti gli strumenti sono dei re. E chi li suona ovviamente sa veramente dare e fornire una vastità di suoni, e che poi portano ma sì, abbiamo avuto sentimenti, certo, no? Emanuele, abbiamo avuto ospiti degli illustri certo, musicisti come insomma Enzo Ligresti, il violinista, che poi dal violino riesce a ricavare dei suoni anche particolari, no? Imita anche la natura. Abbiamo sentito l'elicottero con il fagotto, Giaccaglia, il primo fagotto del Teatro La Fenice, che era qui ospite, simpaticissimo, che saluto, e anche lui faceva l'elicottero con il battito della lingua sull'ancia, riusciva a fare questo suono. Il pale, no, il pale dell'elicottero sembrava l'elicottero che mancava il vento e poi era paro paro. Dicevamo all'inizio, la musica riesce anche a trasmettere le emozioni e un po' a copiare la natura, riesce a dare sentimento anche alla natura, agli animali, e proprio so che il maestro Giorgio Ossini, all'interno appunto del suo lavoro Ghost of My Piano, ha scritto La ninna nanna dei gatti, C'era il passero. Insomma, sono brani che insomma trasmettono proprio questa passione anche per gli animali. Beh sì, c'era un animaletto che veniva nella cucina a beccare le briciole, la storiellina è questa. Del passero, è il brano che andremo a ascoltare, nella scaletta nostra c'è questo brano, e ricordo appunto che c'era anche affezionato questo passero a noi, insomma, e veniva a prendere queste briciole nella cucina, finché un giorno decisi di costruire una gabbietta per poi tenerlo, perché veniva a beccare, poi aperta la finestra, poi usciva se ne andava via. Bene, quando questo passerottino ha visto la gabbietta e ho tentato di ho chiuso la finestra e ho tentato di metterlo nella gabbietta, naturalmente si è innervosito e ha cominciato a volare per tutta la cucina, spaventato. A quel punto ho aperto la finestra e se n'è andato. Immagino non sia più tornato. Non ha scritto neanche una cartolina. Non ha più mandato i saluti. Neanche una cartolina. E allora questo momento un po', ecco, questo è un sentimento vero di nostalgia. Ma come questo cinguettare non lo sento più, ma perché? Ma il piccolo segnale di questo piccolo esserino me l'ha dato, perché dice: guarda, tu puoi darmi tutto, le briciole, il pane, la sicurezza, quindi ma se mi togli la mia anima, cioè la libertà di volare, io preferisco cambiare lido e andare anche nel mondo della natura, dove lui naturalmente starà ancora, e rischiare anche la sua vita, però libero di volare. E quindi una bella metafora anche per la vita questa. Assolutamente sì. Quindi se qualche genitore scopre di avere un figlio che ha una dote particolare e magari vuole diventare un musicista,
apriamogli quest'anima e fatelo studiare in libertà la musica. Il Passero, maestro Giorgio Sini al pianoforte. Insomma, questo Passero proprio tradotto molto bene, insomma, visto che la storia ce l'aveva appena raccontata il maestro Giorgio Sini, piace proprio, si può ascoltare un attimo il Passero che fa, che saltella e cinguetta un pochino. Esatto, il gergo musicale si chiama acciaccatura ed è quelle due note accompagnate vicinissime, fanno così. Che è un po' il cinguettare, no? Eccolo qua. Che dà questo effetto di cinguettio. Almeno acciaccatura, sì. E se ne trovano spessissimo appunto nelle sonate, nei vari brani di molti compositori. Però in questo caso l'acciaccatura ce l'ha fatto questo Passero. Prima, quando abbiamo trattato di Liszt, abbiamo detto è stato uno dei primi ad introdurre un po' il virtuosismo nel mondo del pianoforte e della composizione. Parliamo un po' anche del virtuosismo, no? L'importante è che, insomma, sia ripetuto, non sia fine a se stesso, ma dia qualcosa al brano e all'aria, insomma, sì, che si sta Bravo Emanuele, suonando. Hai detto una cosa giustissima, cioè il virtuosismo è un mezzo sempre per esprimere qualcosa di vero, di sincero,
non deve essere fine a se stesso, cioè non deve dare l'idea della grande bravura che c'è sicuramente in grandi pianisti, e quindi rimanere solo diciamo così impressionati dal virtuosismo ginnico. Sicuramente è ovvio, il pianista si esercita moltissime ore al giorno. Vi ricordo le ore di scale, ore e ore a trovare il tocco, e quindi anche per l'allenamento stesso, perché insomma è uno sforzo fisico, ma ripeto, non è solo questo. Questi sono solo dei mezzi per poi arrivare alla verità, cioè quello di interpretare i sentimenti umani e anche le varie emozioni. Se non viviamo di emozioni, siamo proprio, c'è nulla. Quindi c'è diversità, è diverso vivere e esistere. Cioè vivere può vivere forse un sasso, si può dire, o esistere è invece provare dei sentimenti. Forse c'è un po' di differenza qui, credo. Insomma, anche se le temperature esterne sono comunque molto calde, noi ovviamente abbiamo l'ausilio dell'aria condizionata anche questi giorni, non proprio freschi, ho visto che il maestro comunque ha messo in scaletta per chiudere la trasmissione di oggi di Veneto 1 Classica, che ricordiamo, chi ci sta ascoltando per radio può anche rivedere le immagini, anche l'esecuzione del maestro Sini tramite il portale veneto1.it, la danza del fuoco. Quindi vogliamo proprio scaldarci del tutto per ritorniamo concludere. Un po' all'inizio, no? Parlavamo poi del fenomeno della terra, quindi i vulcani, e quindi il fuoco è un elemento, uno degli elementi che sono importantissimi. E c'è un piccolo aneddoto, si dice che Manuel de Falla abbia scritto questo pezzo, sicuramente si è ispirato alla danza del fuoco, a questi movimenti sinuosi delle fiamme e anche della forza che ha naturalmente il fuoco e la fiamma. Forgia il ferro, possiamo fare molte cose, ci scalda anche, vero, il nostro cibo. Però si dice anche che in questo brano qualche pianista abbia realmente preso fuoco. Dici, ma come? Sempre per un mezzo tecnico. E in questo brano, nel finale, c'è il glissato. Il glissato è... La facciamo sentire? Sì. Che poi nel rock and roll, insomma, adesso esco un attimo dai canoni, insomma, anche Great Balls of Fire, insomma, no? Si andava, si glissava molto facilmente. C'è una tecnica, il pianista usa di solito a volte il pollice, naturalmente con l'unghia, lo appoggia sulla tastiera così e leggermente, naturalmente, e si dice che qualche volta si sia incendiato il dito. No, vabbè, queste sono naturalmente un po' cose fantasiose. Effettivamente il glissato è l'unica cosa che so fare con il pianoforte, insomma, non ha questa grossa difficoltà, probabilmente, però insomma. E so i bambini si mettono, sai, alla tastiera, zac, e fanno questo. È bello glissato. Anche il rumore, no? Il suono. Perché no? E quindi probabilmente Manuel de Falla ha usato questi, soprattutto sul pianoforte, questi glissati, e poi sentiremo. E allora siamo in chiusura di questo appuntamento di Veneto 1 Classica, noi ci salutiamo, ringrazio il maestro Giorgio Sini che appunto ritroveremo la prossima settimana, e ci saluta con appunto Manuel de Falla e la danza del fuoco, ovviamente l'estintore l'ho già preparato, ti ho anticipato Giorgio perché grazie. Sapevo dove andavi a parare. Allora, danza del fuoco con Manuel de Falla, il maestro Giorgio Sini al pianoforte, che ringraziamo per essere stato con noi, e un saluto anche a tutti i nostri amici da casa che ci hanno seguito anche tramite il nostro portale veneto1.it. Grazie a tutti voi e alla prossima puntata. E buon ascolto. Grazie Manuele.